lampi di Arcore, ma sono anche un allievo di Giuseppe Gentemero. Era il mio comandante e non si accontentava di reclutare i giovani per avviarli alla resistenza. Lui continuamente parlava per spiegarsi a lui il perché era necessario resistere, era necessario combattere contro il fascismo e per mandare via i tedeschi dall'Italia che l'avevano occupata. Noi giovani, sapete cosa gli chiedevamo a Giuseppe Gentemero? Che noi eravamo stanchi della guerra, non volevamo più saperne. Va bene, tu mi dici che dobbiamo combattere per la pace e allora non combattiamo e siamo nella pace, perché questo noi chiedevamo, di non combattere più, perché volevamo la pace. E lui ci spiegava appunto, faceva le riunioni per preparare le azioni di sabotaggio, procurare le armi, e ci spiegava che finché c'erano la dittatura fascista che aveva fatto le leggi razziali, che aveva tolto tutte le libertà, e finché i tedeschi occupavano l'Italia, noi dovevamo combattere. Lui ci spiegava una cosa molto importante, per farci capire, faceva degli esempi. Noi abbiamo la bandiera tricolore, certamente, ecco, la bandiera tricolore attraverso le guerre fasciste e le leggi razziali e la dittatura fascista, il nostro tricolore l'hanno disonorato nel mondo, perché il fascismo ha fatto la guerra un po' a mezzo mondo. E ha detto, e si diceva, noi dobbiamo riscattare di questo disonore. Noi dobbiamo mandare via i tedeschi per farlo finire con i fascisti, per dire agli alleati, ecco questa è l'altra Italia, ecco perché ci ha convinti a fare il partigiano, a combattere. Certo, non è stato facile, come diceva il nostro sindaco prima, l'ho sentito in ultimo, quando diceva e che scelta avremmo fatto noi. Non è stato facile fare la scelta, perché poi non volevamo più saperne della guerra, perché la guerra è distruzione, la guerra è rottura. Non è vero che la guerra si fa per conquistare che cosa? Perché la guerra che abbiamo fatto era una guerra di conquista, non era una guerra di difesa. E allora continuava a dirci la bandiera tricolore è stata sporcata di fango dai fascisti. Noi dobbiamo pulirla per dimostrare al mondo che c'è l'altra Italia. E viva l'Italia!